L'operazione conferma una vitalità, un'ultrattività delle strutture dirigenziali, gestionali e militari di Cosa Nostra Catanese, in particolare della famiglia Santa Paola Ercolano. Questo vuol dire che questa organizzazione è in grado di rivitalizzarsi, di cambiare i vertici, di cambiare le strutture operative, anche quelle che coordinano l'attività sul territorio, che sono tutte tra loro interconnesse, per cui è una struttura interdisciplinare che deve essere sempre aggredita a tutto tondo in tutte le sue componenti. Segnalo, ripeto ancora, che la costanza nell'uso e la disponibilità di armi anche particolarmente offensive è una delle caratteristiche che destano maggiore allarme e sulle quali le indagini devono sempre rimanere particolarmente attive. Un clan che non fa solo business, ma come detto bene, appunto violento. Il business è una delle facce dei clan mafiosi oggi, ma io non tralascerei la capacità e la potenzialità militare, perché da quella deriva poi l'intimidazione e il controllo del territorio in alcune aree anche di città evolute economicamente come Catania, per cui è un aspetto che è sempre speculare e che si interseca e complementare a quello economico imprenditoriale.